19 Stabile Salvatore, con il numero 20 Inglese Iva, mister Michele Marino. Gli assistenti di gara saranno il signor arbitro Arena, gli assistenti saranno Dalberti Bottone. Buona partita e sempre forza Fulgatore! Sarebbe l'ora di mettere il turbo per non farsi recuperare subito, ma ogni settimana l'equilibrio porta tanti scontri diretti. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al polisportivo di Fulgatore, provincia di Trapani, e Fulgatore Accademia Trapani, il big match della 14ª giornata del girone A di promozione siciliana. Fulgatore ancora imbattuto, capolista ormai da diverse giornate, ha raggiunto anche le semifinali di Coppa chiudendo alla grande il 2022, ma la squadra di Marino ancora non ha certezze perché un punto dietro c'è il Camarat e oggi l'Accademia Trapani quarta che sta risalendo e quasi all'improvviso dall'eccellenza ha ingaggiato due pezzi da 90 come Testa e Secum. L'andata finì 0-0, ma questo pomeriggio ci sono i presupposti per assistere a una bella partita. Le due formazioni sono già in campo, tra pochissimo probabilmente ci sarà anche il minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli, infatti lo ricordiamo assieme. Le ricordo ovviamente legato anche ai tanti sportivi che sono mancati in quest'ultimo periodo molto brutto, ovviamente Sinisa, Mihailovic, Pelé, per includerli tutti. Andiamo intanto alle formazioni ufficiali di questa sfida. Fulgatore in maglia e pantaloncini gialli con Guido Mistretta in porta, 4-3-3 per Michele Marino in difesa, da destra verso sinistra Genna, Calamia, Di Maggio e Alberto Cirrone, a centrocampo Teodoro Campanella e D'Amico. In attacco il tridente formato da Messina, che oggi debutta da titolare assieme a Provenzano e Spanò. Dall'altro lato l'Accademia Trapani in completo bianco-blu con pantaloncini bianchi, a Francesco Mistretta in porta. Non è parente con Guido Mistretta, il portiere del Fulgatore. Anche per Alberto Amoroso c'è il 4-3-3 in difesa, Camareri, Giorgiu, Graziano e Leto. A centrocampo Iannazzo, Secum e Agnello, ex della partita. In attacco Barraco, Nolfo e Testa. Questo il tridente di Amoroso. L'arbitro della partita è Giovanni Arena di Palermo, assistito da Vincenzo D'Alberti di Marsala. L'altro assistente è Alessandro Cottone, anch'esso della sezione di Palermo. Qualche minuto di ritardo per il calcio d'inizio, con il Fulgatore che oggi presenta due novità rispetto al 2-0 contro il Vittoria, il ritorno dei quarti di Coppa, l'ultima partita giocata lo scorso anno. C'è Alberto Cirrone che ritorna sulla fascia sinistra, lui che era in squalifica in quel match. E poi in attacco appunto il debutto di Salvatore Messina, arrivo di lusso proveniente dal San Vito Lo Capo. Tutti comodi, inizia Fulgatore Accademia Trapani.
Accademia che invece presenta soltanto una sola novità rispetto al 2-1 in casa dell'Alba Alcamo. Partita questa di campionato, c'è il ritorno di Jarjou sul centro-destra di difesa, lui che non giocava da 3 partite, l'ultima presenza a Carini in quel 2-0 della decima giornata. Camareri subito il cross dentro a cercare Nolfo, poi alza un campanile altissimo Ignazio Agnello, pallone ovviamente sul fondo, non tanto ritmo all'avvio di questo match, con l'Accademia che si è proposta, ha effettuato il primo tentativo, comunque sorta di tentativo verso la porta, difesa da Guido Mistretta, classe 80, il portiere del Fulgatore. Intervento in mezzo al campo, c'è la rimessa laterale per la squadra di Amoroso, che viene da 4 risultati utili consecutivi, 2 vittorie e 2 pareggi, con la vittoria in casa dell'Alba Alcamo, mentre il Fulgatore in campionato, l'ultima l'ha vinta contro il Petrosino 1-0. È proprio la capolista che cerca di proporsi in avanti lungo la fascia di destra, prima l'Accademia Trapani, adesso il Fulgatore lungo la fascia di sinistra. Questa rimessa laterale sotto gli occhi proprio dell'allenatore Michele Marino. Si ritorna dietro da Di Maggio fino ad arrivare dalle parti di Guido Mistretta. Lancio in profondità, il colpo di testa di Jarjou, pallone alzato, c'è Di Maggio a proteggere l'arrivo di Francesco Barraco, la finta del centrale in maglia gialla. Lancio lungo, altro colpo di testa, poi l'intervento irregolare di Nolfo, calcio di punizione per il Fulgatore, conquistato da Provenzano. Lancio lungo in fascia, avanza Genna, se la sistema sul sinistro, c'è il tiro quasi con l'esterno, Mistretta in calcio d'angolo, l'occasione per Alessio Genna che dalla difesa è andato a tirare, prima grande chance della partita con il classe 93. Volo efficace di Francesco Mistretta, 10 anni più piccolo, e adesso opportunità dalla bandierina per il Fulgatore. Battuta che sarà verso l'interno dell'area, si muove tanto Provenzano, traiettoria all'indietro con il cross basso, la respinta dell'Accademia Trapani, si ritorna indietro. Le lancia a cambiare da parte di Campanella, è un filtrante nella direzione di Spanò, va a chiudere così Francesco Graziano, seconda da titolare consecutiva per lui, è stato un po' ai box nelle scorse settimane di campionato, tornato contro l'Alba Alcamo. Rimessa battuta lunga verso il centro dell'area, dall'altro lato ancora Genna, qui il Fulgatore lamenta un calcio di rigore. Fatto sta che Genna ci ha provato di nuovo, e già 2 chance nel giro di questi primi 5 minuti, la prima decisamente più importante
Questa però mette ugualmente pressione alla porta difesa da Francesco Mistretta. Rimessa laterale per il Fulgatore, sempre con Genna. Il colpo di testa di Leto in fallo laterale, lui che assieme a Testa e Secum è arrivato in questa sessione di mercato, l'ultima, quella di dicembre, è arrivato dal Marsala, uno dei titolari di quella squadra. In panchina c'è tra l'altro Carpinteri, secondo portiere, inattivo da un po', tornato a giocare, ex Dattilo in Serie D. Occhio alla conclusione, quasi terra-area di Testa. La parata di Guido Mistretta. Eccolo qui, Davide Testa. Arrivato dall'eccellenza, dalla Mazzarese. ...17 presenze alla prima parte di stagione, su 20 partite giocate dalla squadra giallorossa, poco più di 1000 minuti giocati. Invece l'altro arrivo dalla Mazzarese, Najib Secum, anch'esso titolare, anch'esso ha disputato diversi minuti in giallorosso, più di Testa, quasi 1300. Tra l'altro veste sì la maglia numero 4, ma al contrario. Calcio d'angolo. Nel frattempo per l'Accademia Trapani si propone tanto Francesco Barraco sul primo palo, la traiettoria sul secondo, colpo di testa. Alla fine il pallone è tornato indietro, ci prova anche Giorgio, più che altro a vedere più il pallone che la porta. Accademia che prova a rispondere dopo i 2 tentativi di Genna. Però un vero e proprio tiro in porta non è arrivato. Messina, fallo su Agnello. Si è fatto un po' male il classe 2000 dell'Accademia, che dall'arrivo di Secum dalla mediana si è spostato sulla centrosinistra. È stato comunque tra i titolari di Amoroso. Eccolo qui, Najib Secum, classe 81. Traiettoria, trovare l'altra fascia con la sponda voluta da Francesco Barraco. Niente da fare però. Altro fischio dell'arbitro che interrompe la corsa di Marco Campanella. Tanto indicazioni per Secum e Leto dalla panchina dell'Accademia. Più attendista Marino. L'aggancio provato da Provenzano. Spazza tutto Camareri. Cerca la sponda Nolfo. C'è il controllo e il passaggio verso l'interno. Prova ad avanzare così la squadra di Amoroso con Iannazzo. Altro passaggio, se può andare Alberto Cirrone, il lancio profondo
forse un fuorigioco da parte di Spanò, infatti si alza la bandierina dell'assistente, c'è il fischio dell'arbitro, anche il vento aveva condizionato la traiettoria del pallone, ce n'è un po' mischiato al sole. Colpo di testa di D'Amico, controllo un po' dubbio di Agnello, arriva ancora Alberto Cirrone, l'avanzata di Todaro, si ferma Todaro, tanto i compagni salgono dall'altro lato, c'è l'avanzata di Messina, l'aggancio davanti Mistretta, mette in mezzo, deviazione quasi in calcio d'angolo ma rimane viva, Fulgatore ancora pericoloso, fallo laterale Accademia, con l'intervento sul pallone in agguato Salvatore Messina, arrivato dal San Vitolo Capo, nessun gol, si vuole riscattare con la sua nuova maglia, giocato mezz'ora dell'ultimo match di campionato, oggi il debutto da titolare, infatti stabile in panchina, così come Inglese, stabile che è il capocannoniere del Fulgatore, ha segnato 11 gol tra campionato e coppa. Altro fischio dell'arbitro, altra punizione per l'Accademia, guadagnata da Francesco Barraco, uno dei tantissimi giovani impiegati da Amoroso. Lui è classe 2005, alla terza da titolare oggi. Sale anche Giorgio, alla battuta c'è il solito Secum, parte Secum morbido verso il cuore dell'area, il pallone scorre, gestito da Guido Mistretta, che va a servire subito D'Amico, scambia con Genna che poi subisce fallo. Richiamato Testa, la battuta di Campanella verso Messina, contro due, colpo con la mano segnalato dal Fulgatore da parte di Leto. C'è il calcio di rigore, fondamentale la segnalazione dell'assistente, infatti l'Accademia Trapani va a parlare con lui. Prima possibile svolta del match, arbitro che aveva indicato calcio d'angolo, l'assistente invece no, quest'ultimo era più vicino, e allora fallo di mano di Leto e opportunità per il vantaggio a favore del Fulgatore. Vedete il capannello che si è creato. L'arbitro continua a parlare con i giocatori dell'Accademia Trapani, lì c'è anche Calamia, il capitano del Fulgatore, c'è la munizione. Per Camareri, e allora calcio di rigore per il Fulgatore, vedremo un po' chi andrà a calciare. Cerca di incoraggiare i suoi, nonostante tutto Amoroso dalla panchina, pronto a tirare Spanò. Duello tra classe 2003, Davide Spanò contro Francesco Mistretta.
lui che segnò su rigore contro il Vittoria. Spanoletto, la parata di Francesco Mistretta che salva l'Accademia Trapani. Un rigore battuto male dall'attaccante del Fulgatore, si resta sullo 0-0, l'errore di Spanò. E adesso la partita si accende perché crescono anche i fischi da parte dell'arbitro. Tutto invariato. Il fallo di mano di Leto segnalato dall'assistente pochi secondi dopo, la concessione del calcio d'angolo da parte dell'arbitro e il rigore sbagliato da Spanò, e si continua a cadere in mezzo al campo. La carica di Calamia verso Spanò, calcio di punizione per il Fulgatore. Poco fa ha sbagliato il calcio di rigore dal possibile vantaggio. Proprio Spanò a portarla dietro, sempre a cercare Messina lungo la fascia di destra. Aggancio il duello contro Iannazzo, se l'ha rimessa dal fondo. Messina voleva il calcio d'angolo. Mistretta va corto da Graziano. Cammareri di prima, ma prima di tutti c'è Provenzano. L'Accademia conquista nuovamente il possesso, fallo su Secum. Ancora Graziano, stavolta in profondità, 2 a terra, non si continua con il fallo su Testa. Nessuna norma del vantaggio, c'era Nolfo pronto a conquistare quel pallone. E punizione Accademia da posizione interessante. Ragazzi, alla fine è così Sistema il pallone Secum. Diversi giocatori del Fulgatore a parlare con l'arbitro. Partita che potrebbe essere condizionata dagli episodi arbitrali, dato questo inizio. Barriera folta, quella della squadra di casa, con 5 uomini. La Secum calcia deviazione oltre la traversa, calcio d'angolo. Sempre Secum, non c'è la soluzione corta, pallone in mezzo, campanella di testa, levar via Cammareri, avanza un po', lancio al limite, levato da D'Amico. Sala Iannazzo mantiene il pallone in campo, ancora duello con D'Amico, c'è il fallo da parte del centrocampista del Fulgatore.
Punizione stavolta dall'altro lato. Il pallone sistemato con cura da parte di Najib Sekoum. Parte Sekoum, pallone in mezzo, Mistretta. Respinta. Sekoum ancora a lottare con Provenzano. Pallone non mantenuto in campo però da Ivan D'Amico. E altra rimessa Accademia. Iannazzo. Testa. Non riesce a servire Sekoum. Allora riparte il Fulgatore con Todaro in mezzo al campo, evita così un paio di avversari. Ancora Todaro da fuori, la parata di Francesco Mistretta. Conclusione che poteva essere insidiosa perché c'è stato il rimbalzo del pallone davanti al portiere, complice anche un po' di vento che può dare sempre fastidio. Intervento regolare questo qui, si continua a giocare. Alla fine l'arbitro fischia con Agnello che inizialmente è caduto giù, poi spanò a conquistare la punizione per il Fulgatore. E qui Alberto Cirrone parla sì con l'arbitro, ma allontana con violenza l'avversario. Infatti l'arbitro dice questo al terzino del Fulgatore. È arrivato anche Calamia. Mistrettane vuole 3 in barriera, ha detto questo. Testa pronto, arriva anche Agnello. Infine Francesco Barraco. Alla battuta Alberto Cirrone, guarda la porta, infatti c'è la deviazione in mezzo, pallone sul fondo. Pericolo scampato per l'Accademia Trapani. Un giocatore che ha un po' di difficoltà nell'attaccare come nei primi 5 minuti. Mistretta sbaglia il rinvio, c'è Messina, l'intervento di Giargiò in scivolata. Genna, Messina, di nuovo per Genna, cerca il cross ma è respinto subito da Agnello. Messina gioca, mette sul secondo palo ma non c'è nessuno, il pallone era bello, stava girando tanto. Se poi non lo va a prendere nessuno, risulta tutto inutile. Va a rimbalzare davanti testa, che propone in mezzo verso la testa di Leto, colpisce sì ma poco, rimane ancora in area con 2 giocatori a terra che non possono giustamente prenderla. Graziano, regolare secondo l'arbitro, e c'è il passaggio verso Provenzano. Si continua, ancora Provenzano un po' chiuso, ha davanti Cammareri, lo evita, c'è la salita di Alberto Cirrone. Graziano chiude in fallo laterale. Rimessa lunga voluta da Alberto Cirrone, pallone alto, colpo di testa a levar via. Genna deve ricominciare, c'è l'intervento però falloso con l'arbitro che va da Leto, l'autore del fallo. Il Fulgatore vuole l'ammonizione.
Va Messina, attaccante ma con la 4 sulle spalle, 3 in barriera. Messina a gira, rientrare Mistretta, passo. Giorgio per Iannazzo, Leto, salito un po' di più, in mezzo a 3, la giocata provata dall'ex Marsala, subisce fallo. Ottima la giocata di Davide Leto. Graziano sbaglia il lancio lungo, non è verso Nolfo. C'è subito un cambio però. Esce proprio Leto, l'autore del fallo da rigore comunque parato dal portiere dell'Accademia Trapani, ma oltre a quell'errore ha commesso un altro po' di falli, giusto un paio. Quindi fuori Leto, che da Moroso non è piaciuto particolarmente. Al suo posto è entrato Samanà, esterno d'attacco. Vedremo adesso un po' come si muoverà l'Accademia Trapani. Per esempio Iannazzo è andato a fare il terzino sinistro. A questo punto Samanà va a fare l'interno di centrocampo. Chiude Giorgio su Provenzano. Il Fulgatore cerca di risalire. Ennesima rimessa lunghissima. La traiettoria in mezzo a cercare Messina, colpo di testa di Graziano, allontana anche Cammareri. Calamia, altro duello un po' pericoloso, si continua, grande l'aggancio di Genna. Tanti duelli in mezzo al campo, ma c'è un giocatore a terra, bisogna fermare tutto. Viene rialzato D'Amico. Ormai superata la metà del primo tempo, sempre 0-0. Pallone consegnato al Fulgatore dal nuovo entrato Samanà. Guido Mistretta, lancio corto verso Campanella, che deve affrontare testa. Campanella poi morbido, scambia con D'Amico, pallone volante, nessuna intesa con Genna, che è rimasto nella sua zona. E allora rimessa Accademia. Iannazzo scambia con testa, Iannazzo sbaglia anche lui. La chiusura di Giorgio, la seconda nel giro di pochi minuti, senza fallo, pulito. Genna, Messina, nuovamente dietro per Genna, ancora Salvatore Messina, arriva all'attacco di Nolfo, ci fa prendere all'Accademia il fallo laterale. Iannazzo su Nolfo, arriva Messina, fallo del giocatore del Fulgatore, ammonito.
Arbitro! Anche qualche piatto di spaghetti in più! Cercava il contrasto Messina, è arrivato a commettere fallo. Secum scambia con Jarju, gira tutto da Cammareri, Graziano verso Nolfo, c'è un po' di spazio per gestire, si ritorna dietro da Cammareri, cross di prima, secondo palo a cercare testa, la gestione di Guido Mistretta. Jarju ad intervenire, ma il pallone è servito per Messina, calcia Messina, esce di poco verso il primo palo, prova a colpire l'attaccante del Fulgatore. Stavolta Jarju ha commesso l'errore. Iannazzo si allunga il pallone, ma c'è la chiusura di D'Amico. Calamia da Guido Mistretta. Lancio lungo, quasi in 3 a saltare i giocatori dell'Accademia. Partita molto fisica. Genna, profondità, Jarju a spazzare fuori. Genna, D'Amico, spallata regolare di Agnello, guadagna altri metri il Fulgatore. Genna, Messina, cross, quasi no look, Mistretta ad anticipare l'arrivo di Spanò. Iannazzo, intervento di Campanella. D'Amico riceve nuovamente. Genna, si riparte dalla difesa. Ancora Ivan D'Amico, si cerca l'altra fascia con l'aggancio, ci vuole il cross, ci sta ancora Alberto Cirrone contro Cammareri, cross respinto dal terzino dell'Accademia. Quasi un calcio d'angolo questa rimessa laterale. Pallone dritto dentro Francesco Mistretta in 2 tempi. Colpo di testa di Nolfo. Non è difficile da controllare, lui che segnò contro l'Albalcamo sul calcio di rigore a 5 reti insieme a Cannavò. Un convocato da Amoroso, uno dei grandi assenti in casa Accademia di oggi. Assente anche Marrone, squalificato. Invece nessun deficit per il Fulgatore. Messina, cross in mezzo, pallone che effettuano curva in aria. Genna controtesta,
l'Accademia ritorna indietro. Iannazzo, lancia in profondità a Genna, ad andare lui, palla al piede. Si cerca la giocata in contropiede, l'ha dimostrato Messina. Accademia che ha provato con Nolfo nel servirlo in profondità. Questa volta è Testa il mittente. Arriva dalla difesa. Testa abbastanza lontano però. Giù Graziano, si continua, stavolta sì che viene fischiato il fallo subito da Francesco Barraco. Agnello, Graziano trova il varco per servire Samana. Cammareri sempre dentro, secondo palo, in 2 a cadere. C'è il fallo in attacco però da parte di Davide Testa ai danni di Genna. Messina a duello con Graziano. C'è anche la spinta da parte dell'attaccante del Fulgatore. Naturalmente fallo, rischia perché ha preso il cartellino giallo prima. Gioco fermo. Ci potrebbero essere 2-3 minuti di recupero fino al primo tempo. Un po' di interruzioni ci sono state anche per la questione calcio di rigore. Accademia momentaneamente in 10. Si ferma anche Nolfo. Ciao! Lazio dietro, ce n'è uno, Ciccia fa supporto. Nolfo rimane in campo. Lancio lungo, colpo di testa. Si ritorna in fascia con il passaggio sbagliato da parte di Iannazzo. Genna, Messina, fermato da Giorgio. Ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Ancora Genna, Calamia a cambiare lato, senza successo però. Occhio però al retropassaggio rischioso di Francesco Barraco. Entrambe le squadre si contendono questo pallone. Si potrebbe andare adesso con la girata verso Testa. Testa limite un po' solo, arriva Iannazzo. Sterza sul destro,
deve fare i conti anche con Calamia che lo ferma senza fallo. Iannazzo è caduto giù in area di rigore. Giorgio prima di Messina. Gioco che però si deve fermare nuovamente. Sembra esserci un secondo cambio per l'Accademia Trapani. E già si esaurisce il secondo slot. Non ce la fa Graziano. Accademia che torna in 11. Deve fare a meno di Graziano, entrato al suo posto in camicia, spesso utilizzato nei finali di partita. Oggi ha un grande spezzone di gara, cui può dimostrare il suo valore. Infatti è stato incoraggiato particolarmente dalla panchina. Non ha giocato contro l'Alba Alcamo, è stato in panchina. Il massimo che ha fatto sono stati i 13 minuti alla settima giornata, sempre dalla panchina. Iannazzo, arriva però Messina a spazzare altissimo, c'è nessuno, c'è Giorgio. Altro colpo di testa di Campanella. Secum palleggia, poi serve Agnello a trovare gli avversari. Ancora Agnello, Iannazzo, Agnello, Giorgio dalle parti di Incamicia. Cammareri si ritorna dietro per il classe 2005, può fare sia il centrale sia il terzino destro. Messina profondo, non è messo fuori. Accademia che qui con Agnello voleva evitare la rimessa laterale. E allora Genna, Messina sbaglia lo stop, arriva Secum, Agnello, Cammareri a cambiare campo, il pallone arriva a testa, è pericoloso, calcio dal limite centrale per Guido Mistretta. Campanella, la gestione di Ispano, tanto è salito Alberto Cirone, la finta su Francesco Barraco. Intervento irregolare, ma si continua per il vantaggio d'amico ancora da Alberto Cirone. Trova in camicia, rimessa Fulgatore, ma gioco che si deve fermare. Nel frattempo ci sono i medici. Fuori dal campo per Graziano, giocatore che è uscito dall'Accademia Trapani per infortunio. Adesso l'arbitro è andato a parlare con la panchina del Fulgatore. Si riprenderà da una rimessa laterale. C'è Alberto Cirone. Ecco la battuta lunga, colpo di testa di Messina, pressato, non è pericoloso. 2 di recupero. Magari poteva starci qualcosina in più, date le varie interruzioni, però 2 minuti
sono ok. Di Maggio dietro da Guido Mistretta. Serviranno sicuramente tante indicazioni dentro i spogliatoi per questo intervallo per poterla sbloccare. Una partita ancora indecifrabile. Di Maggio, pallone esce. Fermato Nolfo, regolare, tocco anche di Secum, rimessa gialla, pallone di Todaro verso Messina, lato corto, c'è il cross sì, ma direttamente per Francesco Mistretta. Ultimi 15 secondi di questo recupero del primo tempo. Infatti l'arbitro fischia le squadre che vanno negli spogliatoi 0-0 tra Fulgatore e Accademia Trapani dopo i primi 45. Partita molto fisica, combattuta, occasioni più lato Fulgatore con Genna che ci ha provato nei primi 5 minuti, 2 occasioni, poi il rigore sbagliato da Spanò, facilmente parato da Francesco Mistretta, un pallone che è arrivato basso verso la destra del portiere. Accademia Trapani che già ha esaurito 2 cambi, sono entrati Samannà e Incamicia al posto di Leto, l'autore del fallo da rigore compiuto col braccio, e al posto di Graziano che si è infortunato. Vedremo che ripresa sarà con il Fulgatore che poi ci ha provato con Messina alla testa del primo palo, un pallone che però è terminato sul fondo. Noi ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra meno di 15 minuti per il secondo tempo di Fulgatore Accademia Trapani.
Secondo tempo di Fulgatore Accademia Trapani 0-0 dopo i primi 45 più 2 di recupero, con il Fulgatore che ha sbagliato un calcio di rigore con Spanò. Il fallo è stato di Leto, poi sostituito da Amoroso nell'Accademia Trapani. C'è stato un altro cambio, c'è stato l'ingresso di Samannà, Fulgatore che invece ha mantenuto i primi 11, ovvero Guido Mistretta in porta, 4-3-3 per Marino, con Genna, Calamia, Di Maggio e Alberto Cirrone in difesa, Todaro, Campanella D'Amico a centrocampo, in attacco Messina, Provenzano e Spanò. L'Accademia ha risposto con lo stesso modulo, Francesco Mistretta in porta, colui che ha parato il rigore a Spanò, in difesa Camareri, Giargiù, Graziano uscito per infortunio e Leto, poi sostituito con Iannazzo che si è abbassato nella linea di difesa. In mezzo al campo adesso ci sono Agnello, Secum e Samannà, in attacco Francesco Barracco, Nolfo e Testa. Pallone messo dentro, controllato, c'è la proposta sul secondo palo, un pallone bollentissimo messo dentro da Giuseppe Provenzano. Fulgatore che però qui non ha calciato verso la porta. Pallone insidioso, ma non c'è stato nessuno a sparare verso la porta difesa da Francesco Mistretta. Samannà, Cammareri, esce, palla al piede, l'Accademia Trapani. Per adesso sta tenendo testa alla capolista di questo girone A di promozione siciliana. Cambia tutto Secum dalle parti di Testa, spazza alla fine Calamia in fallo laterale. L'alzata di Testa verso Secum, ha alzato la gamba pericolosamente dato che lì c'era Provenzano. Testa, giro di prima molto bene, ma vari rimpalli impediscono la manovra fluida. Si lamenta anche un fallo, il pallone esce nuovamente fuori. L'Accademia non particolarmente pericolosa nel primo tempo. La squadra di Amoroso ha cercato spesso sia Nolfo che Testa con i lanci lunghi. Ad avere le migliori occasioni è stata la squadra di Marino, il Fulgatore, prima con Genna,
due chance nei primi 5 minuti con la parata, la deviazione in angolo di Francesco Mistretta, poi il rigore sbagliato da Spanò e poi un'altra importante chance leggermente meno pericolosa con Messina. Voleva centrare la zona del primo palo, velocità, ha trovato però il fondo. È stata una partita nel primo tempo piena di interruzioni, molto fisica. Adesso l'Accademia ci prova con questo destro-sinistro di Francesco Barraco, intervento poi falloso e cartellino giallo per Samannà. Il fallo su Antonino Todaro. Si è visto poco nel primo tempo, ma solo ha fatto comunque partire da adesso con la conquista di questo calcio di punizione. Battuta profonda del calcio di punizione da parte di Alberto Cirrone. Mette fuori ancora Todaro. Cammareri, Nolfo, sponda di testa, la va a toccare D'Amico. Adesso testa, sbaglia il passaggio. Con la difesa un po' sorpresa. Nolfo contro Calamia. Si va in fascia con il cross in mezzo, un po' insidioso e ancora viva. Altra proposta stavolta di Francesco Barraco nella direzione di Nolfo che si dispera. Era abbastanza libero nel cuore dell'area di rigore. Poteva nascere la prima occasione pericolosa dell'Accademia Trapani. Insiste Francesco Barraco. Campanella riesce a passarla e allora Spanò. Messina gli dice non la perdere. Altra rimessa per l'Accademia. Cammareri, intervento da dietro su Samannà, tutto ok. Si ritorna dalla coppia difensiva composta da Incamicia e Giorgio. Adesso riceve da Secum. Camicia, pallone scorre, va a prendere Calamia, colpo di testa all'indietro per mettere in movimento Spanò. C'è Cammareri dietro da Francesco Mistretta. Campanella, Todaro deve trovare una soluzione al più presto. Spanò, corto per Campanella. Allora Secum, lancio profondo a cercare testa, riceve in area, ancora testa, calcia verso il primo palo. Un po' la stessa situazione in cui Messina si è trovato nel primo tempo. Un tiro meno pericoloso questo qui di Davide Testa. La giocata di Secum, entrambi una Mazzarese nella prima parte di stagione, quindi si conoscono abbastanza bene. Di Maggio da Ivan D'Amico, un regalo per l'Accademia. Nolfo, l'intervento di Campanella un po' inutile perché la manovra è sempre degli ospiti. Lancio lungo verso Francesco Barraco, si cerca il colpo di braccio avversario, poi Francesco Barraco mette dall'altro lato, è ancora viva perché il pallone ha colpito la bandierina e quindi non è rimessa dal fondo oppure rimessa laterale.
Cammareri, Nolfo, alzata verso Samannà contro 2, eventualmente c'è Barracco dietro, servita adesso. Barracco, ennesimo cross verso il secondo palo, testa. La speranza sua di coordinarsi in rovesciata, ma era molto difficile, anche con il rischio di fare male all'avversario. Accademia in possesso di palla, ma mancano le manovre vere e proprie, gli ultimi 15 metri. Traduzione, i tiri in porta. Testa, pallone strano, comunque per i compagni. Cammareri sbaglia il passaggio. Iannazzo, è profondo questo verso Messina, avanti Messina, potrebbe calciare, c'è il tiro basso per Francesco Mistretta. Prova a rendersi pericoloso l'attaccante del Fulgatore. Un po' chiuso il primo palo per lui. Ha provato ad incrociare. Testa. Prova a superare gli avversari. Alla fine finisce giù. Todaro. Cercare la corsa di Genna, che non la prende per pochissimo. Vedremo se sarà efficace questo atteggiamento un po' attendista del Fulgatore. Ancora Calamia, Messina spalla la porta, si continua, non va a subire il fallo secondo l'arbitro. Barracco cerca lo scambio con Samannà, c'è il recupero palla di Alberto Cirrone, lancio profondo in direzione Messina e Semistretta. Accademia possesso palla, Fulgatore in velocità quando può. In camicia la gestione un po' rischiosa di Iannazzo. Accademia che si prende il calcio di punizione. Secum. Adesso Nolfo verso testa, cade, non c'è nulla assolutamente. Jargiù, altra proposta, può rispondere Di Maggio, colpo di testa 2, lotta Samannà contro Todaro. Accademia che insiste da quelle parti. Testa, Secum da capo. Allora prova dall'altro lato la squadra di Amoroso. Samannà per pochissimo stava arrivando il pallone a Nolfo e allora Todaro, spazio per il Fulgatore verso l'interno, poi preferisce allargare verso la corsia mancina. Jargiù contro Messina, forse anche un tocco Francesco Mistretta a rischiare. Guarda Barracco! Guarda Barracco! Vai Marti! Nolfo gira nonostante l'attacco di Di Maggio. Si continua così. Fallo, spinta su Nolfo. Calamia dice ai suoi: siamo rimasti negli spogliatoi. Siamo fermi, non corriamo più. Ho detto anche: siamo a casa nostra, dovremmo
fare meglio particolarmente. Spanò avanza il Fulgatore con 3 uomini, girata dall'altro lato in camicia a fermare quel pallone che stava arrivando verso il secondo palo. Testa, l'avanzata e l'aggancio, avanza testa davanti il portiere, la parata di Guido Mistretta che salva il Fulgatore. L'occasione per Testa che si è mosso benissimo, tempi giustissimi dopo il lancio in profondità. Conclusione però sia debole che centrale per Guido Mistretta, che ha respinto è arrivata un'occasione più concreta per l'Accademia Trapani. Che mantiene il possesso del pallone. Alberto Cirrone invita i suoi di sistemarsi bene in campo. Messina contro 2, trattenuta su Samannà nel momento in cui va a perdere il possesso. Messina va avanti l'Accademia adesso. Samannà, passaggio verso il centro, Nolfo va avanti, Nolfo ancora, Guido Mistretta a respingere. Accademia sempre più pericolosa, prima con Testa, adesso con Nolfo. Calcio d'angolo. Va Secum, pallone in mezzo, respinto, ritorna dalle parti di Secum, finta di corpo, va con il cross, coordinazione per Jarjo, il tentativo di rovesciata, pallone spazzato in avanti con la corsa di Provenzano che se la deve vedere con il camicia che chiude in fallo laterale. Si accende di più questa partita. C'è il primo cambio per il Fulgatore. Nel frattempo esce Campanella. Entra al suo posto Daguanno. Cambio anche nell'Accademia e il terzo per Amoroso. È uscito Francesco Barraco, al suo posto Mbie. Da entrambe le parti non cambia nulla perché sono usciti centrocampisti e sono entrati centrocampisti. Sale il Fulgatore, anche lui vorrebbe la prima occasione della ripresa, cerca l'alzata Messina, cerca anche il fallo, arbitro che interrompe il gioco. Messina tra gli ammoniti di questa partita, quindi potrebbe rischiare in caso di simulazione. Nel frattempo c'è ammonizione da parte dell'arbitro
verso la panchina del Fulgatore, non verso Marino. Ma per un componente della dirigenza. Almeno è sembrato così dallo sguardo di Marino, che non era direttamente interessato. Cammareri lamenta un colpo con il braccio. Accademia Trapani con Agnello si prende il calcio di punizione. Due in barriera contro la battuta di Secum. Si prende un po' più di tempo Secum, poi finisce per colpire la barriera. C'è Cammareri, per sua fortuna. Giorgio verso Nolfo, c'è il colpo di testa di Di Maggio, alla fine va a spazzare Genna. Todaro, Messina viene incontro, Bie, l'alzata regolare, molto bene, e la nuova entrata dell'Accademia Trapani finisce giù. Messina spazza verso la zona di Spanò su un fallo commesso comunque dal Fulgatore. D'Amico, attacco da dietro, Fulgatore resiste, Calamia da Di Maggio, gira tutto, tocca Agnello, interviene Iannazzo, scivolata a vuoto di Daguanno, il pallone lo va a prendere D'Amico. C'è stata la segnalazione dell'arbitro, alla fine il tocco di Daguanno verso l'avversario almeno minimo c'è stato. D'Amico vince un rimpallo e mezzo, poi serve con il tacco provenzano. Di Maggio, Todaro, scambio con Alberto Cirrone, Spanò al volo, calcia male. Secondo Spanò, servita un po' sul piatto d'argento quella palla. Serve anche altro però. Tra poco ci sarà il quarto cambio, l'Accademia Trapani. Bie da testa, ne supera uno, ne supera un altro, poi il pallone troppo avanti. Samanà, Calamia, Alberto Cirrone, l'intervento da dietro falloso di Nolfo. E adesso si va con il cambio, entra Tempesta, esce Agnello. Dentro Francesco Tempesta.
classe 2004, anche lui ex mazzarese, cresciuto nel settore giovanile delle Trapani. Pallone per Spanò contro Secum, non passa. Daguano fino in fondo, c'è il cross in mezzo dietro, colpo di testa di Provenzano, fuori. C'era però in stretta sulla traiettoria. Questo inizio di secondo tempo, le occasioni più pericolose le ha avute l'Accademia rispetto al primo, in cui il Fulgatore è stato più pericoloso. Testa leggermente fortunato, gira tutto da Camareri che se la allunga, passaggio per Arnolfo, solita giocata, morbido ma anche corto questo pallone. Voleva Samannà, rimasto indietro. Daguano passa comunque, alza la gamba Giargiù, poi invie da Camareri. Samannà non ce la fa, Todaro lo evita, poi finisce giù davanti a Camareri. Calamia protesta, occhio perché c'è il giallo. Ammonito dunque Salvatore Calamia, capitano del Fulgatore. Lancio profondo verso Messina, di testa Giargiù, Spanò, stavolta il passaggio è per i compagni, il cross in mezzo, Genna. Proteste timide per un tocco con la mano alla respinta del cross, comunque c'è il calcio d'angolo per il Fulgatore. Arbitro che prima deve risolvere una questione tra Genna e Iannazio. Proposta sul secondo palo, Nolfo di testa, arriva Francesco Mistretta, il pallone però era già uscito. Calcio d'angolo ulteriore per il Fulgatore. Va D'Amico. Cross in mezzo, secondo palo, colpo di testa. Finisce di molto fuori il tentativo di Di Maggio. Altro spunto lato Fulgatore.
squadra che adesso va con il secondo cambio. Esce Spanò, entra al suo posto Inglese. Cambio in attacco per Marino. Che si affida a Inglese. Non è che non ci può giocare, non è Todaro. Il recupero di Nolfo, davanti a lui c'è il fallo, secondo l'arbitro. Gamba tesa, come dice Nolfo. La battuta di Secum, cercare testa, pallone lungo, la va a prendere comunque testa. Tunnel sì su Provenzano, poi l'attaccante del Folgatore riprende il possesso. Inglese cerca zampata, appena entrato dalla panchina, ultimi 15 da giocare, sempre 0-0, chiude Todaro. Bie, evita Inglese, Samanna, Cammareri, sempre di più verso le finali di partita. Nolfo contro Di Maggio, fallo stavolta commesso dall'attaccante dell'Accademia. Di Maggio, pallone di Todaro, a girare tutto dall'altro lato, proprio il cross Genna, fermato, spazzatesta, fanno laterali. Prova ad avanzare Genna, si trova davanti Samanna. Arbitro che adesso va a richiamare Marino, che probabilmente vuole qualche cartellino giallo in più nei confronti dell'Accademia. Punizione Folgatore, pallone lunghissimo per tutti. Non c'è un pallone per Mistretta. Rimessa per Alberto Cirone. Arriva Giorgiù a rispondere. Il pallone sopravvive per un po', poi esce.
Cammareri, colpo di testa provato da Ambie, sempre rimessa Fulgatore, che va con il terzo cambio. Esce Todero, più presente in questo secondo tempo. Al suo posto stabile il bomber del Fulgatore, tenuto oggi in panchina da Marino. Vedremo se si saprà rivelare fondamentale in questi ultimi 10. Alberto Cirrone con la rimessa lunga proprio a cercare stabile il tiro provato da Inglese, fallo su di lui e calcio di punizione quasi dal limite. C'era già stato il tiro di Inglese, non è stato però banale l'intervento falloso. Dalla panchina del Fulgatore chiedono di far calciare Messina. Insieme a lui ci sono anche Alberto Cirrone e Provenzano. Barriera a 5 per l'Accademia. Va Alberto Cirrone, larghissimo. Alla fine è andato il non attaccante dei tre che erano sul punto di battuta. Secum direttamente verso la zona di testa, arriva prima Genna. Calamia, pallone rimbalza in mezzo al campo, Secum la regala ad Inglese. Danilo Daguanno a cercare stabile la protezione del pallone, cerca il tunnel su Giorgio, tutto ok. Testa, prova la sponda in girata verso Nolfo. L'anticipo di Alberto Cirrone su Samana. Ancora Cirrone. Profondo, insegue Inglese, c'è il tiro sul secondo palo di controbalzo. Occasione più importante del secondo tempo del Fulgatore. Ha impensierito di più Francesco Mistretta. Calamia stabile, c'è il tocco sì, non è che era andato da Daguanno. Nolfo, Die per Iannazzo, Secum. Fulgatore che, avendo aspettato l'Accademia nella prima parte di secondo tempo, adesso potrebbe avere le energie giuste per poter colpire. Ha dentro Messina, Inglese, stabile. Anche
anche Provenzano. 4 attaccanti davanti. Samaná resiste. Passaggio è per Mbie, che riesce a girare nonostante l'intervento di D'Amico. Si continua. C'è però il fuorigioco di Testa. Fuorigioco di rientro. Testa che è andato a parlare con l'arbitro. L'arbitro gli indica il proprio assistente che aveva alzato la bandierina. È rimasto giù invece Mbie. C'è l'ultimo cambio pronto per l'Accademia Trapani. Entra Nieto al posto di Nolfo. Ha avuto un'occasione importante all'inizio ripresa. Il gol però gliel'ha negato Guido Mistretta. Dentro dunque Nieto per questi ultimi 5 più recupero. L'Accademia che esaurisce i cambi. Il Fulgatore ne avrebbe altri 2, però ha esaurito gli slot. Intervento regolare su Samaná. Secondo l'arbitro si continua. La scivolata regolare di Giorgio. E pallone largo verso Dembabie. Limite. Ce l'ha ancora lui, la lascia con il tacco per Tempesta. Secondo palo, allontana Calamia. L'aggancio di Inglese, alzata senza trovare un compagno. Finisce per buttarla fuori di fatto. In tanti a protestare l'intervento su Samaná. Serve qualcosa per portarlo a casa questa partita, sia da un lato che dall'altro. Calamia è spazzata al più presto. Anche la giocata del singolo sembra non arrivare. Accademia Trapani che tra l'altro in trasferta ancora non ha mai pareggiato. Potrebbe un po' sfatare questo tabù. Colpo di testa verso Stabile che rientra dal fuorigioco. Adesso può toccarla Mbie. C'è lui palla al piede, poi si scontra con D'Amico. Ancora Mbie, potrebbe girare verso Samaná. Alla fine sale Camareri, inseguito da Messina. Si ferma Camareri. L'attacco di Inglese, fallo sul capitano dell'Accademia. E calcio di punizione. Battuto già da Secum, pallone alzato da Samaná. Colpo di testa a levar via di Genna. Testa ad aspettare da Guanno. Sfida. Poi gira da Najib Secum, pallone di ritorno con Testa che stava calciando al volo. Ancora Secum contro D'Amico, ne va via da Guanno. Iannazzo tra le linee, si rifugia da Camareri. Viene incontro a Samaná, l'intervento regolare di Alberto Cirrone. Occhio a Incamicia che serve dietro Francesco Mistretta al rinvio lungo. Colpo di testa di Secum, un po' spinto da Calamia. Pallone in avanti, ci prova Nieto, ma c'è ancora Alberto Cirrone.
Si alzano i ritmi. Tutti più in tensione. C'è il recupero di Nieto, finisce giù, conquista il calcio di punizione. C'è l'ammonizione per D'Amico. Secom va corto. Si sale per il cross, stava per ricevere testa. Iannazzo non evita del tutto Calamia. Iannazzo la fa scorrere ugualmente. Vuole testa. Aggancio al volo. Daguano. Lottare con il fisico. Si va a prendere la rimessa dentro. Il tempo di recupero sono 5 minuti addizionali. È difficile fare un pronostico. Perché potrebbe succedere di tutto. L'Accademia si è proposta negli ultimi minuti, anche se non ha calciato, cosa che invece ha fatto all'inizio di questa ripresa. Il Fulgatore invece si è reso più pericoloso nel primo tempo. Iannazzo si reclama il fallo, sale il Fulgatore con Provenzano, cross respinto. Amoroso fuori dalla propria area tecnica. Entrambi gli allenatori a dare indicazioni. La solita rimessa lunga a cercare Daguano, pallone dietro D'Amico, ha provato a stopparla. Mischia da quelle parti, alla fine la meglio vi è spazio per l'Accademia, salgono in 3 a destra, il pallone viene ricevuto adesso da Tempesta, in contropiede Tempesta, lo va a fermare Zenna che va ad esultare come se avesse segnato un gol. Accademia Trapani che aveva il campo spianato da quelle parti, con Genna che ha fermato tutto. C'è un giocatore a terra però del Fulgatore davanti Francesco Mistretta. Fulgatore che non può più effettuare cambi. Come al solito non sono da escludere le ipotesi di perdita di tempo, dato che l'Accademia ha un calcio d'angolo da battere dall'altro lato del campo rispetto a dove è andato a cadere Provenzano. Viene addirittura preso in braccio l'attaccante del Fulgatore, accompagnato fuori. Squadra di Marino è in 10 momentaneamente. Ancora non si può proseguire. Si va col cambio. Quindi quarto cambio per il Fulgatore. C'è l'ingresso di Mancuso al posto di Provenzano.
dunque quarto slot usato. C'è la battuta sul primo, allontanata da Messina. L'Accademia ancora in possesso palla. Camareri torna da Francesco Mistretta. D'Amico cercare proprio Alex Mancuso. D'Amico resiste contro l'attacco di Nieto. Va a prendere il fallo il centrocampista del Fulgatore. Alberto Cirrone, esce Mistretta. Quasi esaurito il tempo di recupero, si andrà avanti presumibilmente per altri 2 minuti. L'Accademia Trapani a dare l'assalto per il gol vittoria in extremis, rimessa a Fulgatore però, e invece finisce qui con il risultato sullo 0-0 tra Fulgatore e Accademia Trapani. Pareggio alla fine giusto per le occasioni pericolose che sono arrivate nel primo tempo per il Fulgatore, nella ripresa per l'Accademia Trapani. Fulgatore che però ha avuto una chance nella prima parte di primo tempo con il rigore sbagliato da Spanò. Alla fine un punto per parte, con il Fulgatore che non allunga al primo posto. Da capire il finale di Marsala Camarat per l'eventuale sorpasso in testa alla classifica. Accademia Trapani che rimane in zona playoff, si stacca dall'Alba Alcamo che questo weekend riposa. Risultato che al Polisportivo finisce sullo 0-0. Accademia Trapani che continua a non perdere anche in trasferta, un pareggio che in trasferta non arrivava da quasi 9 mesi, e tra l'altro il primo della stagione. Continua anche la striscia di imbattibilità del Fulgatore, sia in generale sia in casa, però oggi è arrivato a mancare il gol perché il Fulgatore prima di questo match segnava da 13 partite consecutive. L'ultima volta senza segnare più di 9 mesi fa fu la gara contro il Casteldaccia nella scorsa stagione, sempre in promozione, finì 0-1. Oggi è arrivato un pareggio contro l'Accademia Trapani. Dunque Fulgatore che sale in classifica a 27 punti, Accademia che si stacca dall'Alba Alcamo a 22. È tutto dal Polisportivo di Fulgatore. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.